momento è particolare, delicato. Non so se c'è fede e preghiera anche in questi momenti, però c'è una comunità che si ritrova. Il dubbio della fede e della preghiera davanti alla vicenda umana di Luciano Aramini, morto a 55 anni sull'asfalto di una strada nel Feltrino, mentre cercava un po' di felicità in sella alla sua moto sabato scorso. Un dubbio che si insinua scorrendo la sua vita, come ha ricordato il parroco della chiesa di San Carlo a Mogliano, dove oggi pomeriggio si sono svolti i suoi funerali. L'ultimo saluto a quest'uomo, segnato dalle avversità, e tra queste la perdita della moglie, che l'ha lasciato solo con 2 figli da tirare su. Amici, conoscenti di Luciano, ma penso ancora di Chiara, anche di come coppia che abbiamo conosciuto in questa comunità. Tanti sono stati i ricordi in questi giorni, le vicinanze, la solidarietà. Chiara, moglie di Luciano, morta 8 anni fa. Oltre 600 persone non sono mancate all'ultimo saluto, e tra queste anche l'ex presidente della provincia Leonardo Muraro e l'assessore trevigiano Felio Michelan, con il quale Luciano condivideva la passione per il karatè. Una preghiera anche per Paola, la nuova compagna di Luciano, finita anche lei nell'incidente sull'asfalto e ancora ricoverata in ospedale. Vogliamo in questo momento anche ricordare e pregare per Paola Titton, la giovane che è stata coinvolta nell'incidente con Luciano. Ora il vero pensiero di tutta la comunità è a sostegno di 2 figli rimasti orfani e per i quali subito è scattata la macchina della solidarietà. I figli Jordan e Gerald, che vogliamo davvero salutare. Credo che il dono di tanti amici, di tanti giovani qui presenti sia davvero motivo di tanta consolazione in questo momento.